Questa attività è nata in seguito proprio a quella lettura che ho fatto nel 2012 e abbiamo iniziato a coltivare questo orto nel 2013. L'attività consiste nel produrre in maniera ultra biologica ma soprattutto rinaturalizzata tutti gli ortaggi che è possibile coltivare nel nostro clima. Diciamo che siamo tornati al passato ma con le conoscenze e gli strumenti del presente. Quindi abbiamo iniziato a impiantare l'orto soprattutto impiantando 600 arbusti di 57 varietà. Ogni varietà studiata per essere ricettacolo di qualche specie di insetto, fare in modo che qua ci siano tutti quanti gli insetti possibili. Abbiamo poi piantato anche altri arbusti affinché alcuni insetti, specie di insetti che arrivano prima del loro naturale predatore, preferiscono nutrirsi delle foglie di questo arbusto piuttosto che dei nostri pomodoro e zucchini. Costa molto meno mantenere gli insetti che ucciderli. Ma di piante tradizionali tutti gli arbusti sono arbusti che erano impiantati nel Polesine ancora nei secoli scorsi. Abbiamo impiantato anche un frutteto con una quarantina di varietà di alberi da frutta, non di quelli moderni ma quelli che erano tradizionali impiantati nel Polesine all'inizio del Novecento. Pomodelsi, il pomorzarolo, il persego peoso, il pero de San Piero, il sorbo, il bericocco e avanti. Ma ovvio che ci sono delle criticità. Ma intanto ci vuole lo spirito più importante dell'agricoltura, che è lo spirito di rassegnazione. E quindi se non tutte le cose riescono bene, pazienza. Il futuro della mia attività, io credo che il biologico e il vegano, dalla cui per conseguenza dell'orto poi abbiamo fatto anche il ristorante vegano, possa essere la chiave del futuro. Sempre più persone andranno alla ricerca del prodotto sano e il mangiare sano vuol dire anche mangiare vegano.